Buongiorno a tutti ragazzi, oggi si gioca live contro chi? Usciamo dalla modalità schermo intero contro Enrico. Enrico. I nomi dei brasiliani sono spesso simili a quelli degli italiani in versione smart, nel senso che manca qualche consonante, qualcosa. Dai, vediamo come va a finire questa partita, se ci sono cose interessanti che si potranno fare. Stiamo giocando praticamente una blitz, nonostante siano a 10 minuti, ma ormai io seconderò la velocità del mio avversario. Ormai basta, ormai ho scelto che seconderò la velocità del mio avversario. Pre-move, gioco anche di pre-move, sono cattivissimo. Questa ragazzi, sono cattivissimo, la voglio vincere per il tempo. Ormai ho l'adrenalina in corpo, ormai non mi ci si può più fermare. Ok, tanto io lascio quel pre-move di cavallo, no dai, lo tolgo perché dà solo fastidio. Presumo che lui debba cambiare, se non cengizza io spingo il pedone. Spingo il pedone, cavallo qui. Ecco, spingo il pedone, cavallo qui. Io penso che sto abbastanza bene. Se lui fa questa non è un problema, c'ho H3. Costretto ad andare in H6, però poi c'è la manovra F5, vediamo se è dannoso, penso di no. Mi dai così un pedoncino gratis? Con attacco di matto anche, su questa F5 preso al varco. Ma penso che sia particolarmente dannosa questa. Tac, particolarmente dannosa. Deve giocare G6, il che arriverà alfiere H6 o alfiere G5 anche. Alfiere G5 è anche interessante, perché l'alfiere da G5 andrà in F6. C'è anche da dire che lui può ritornare facilmente col suo alfiere qui. Però non è che mi dispiaccia troppo. Tac, tac. Non è che mi dispiaccia troppo questo lavoro qua. Sì, che lui tornerà con l'alfiere è poco ma sicuro. Adesso bisogna capire come giocarsela bene. Alfiere qui, stavo vedendo donna. Vabbè, dai, alfiere qui direi che ci sta. Ci sta troppo bene. Perché se faccio questa H4. No, troppo. Dio, non è male. Ma non è neanche la cosa migliore del mondo. Alfieretto, alfiere. Niente, dai, facciamo questa. Sento che va fatta. Abbiamo messo anche in communication le tower e quindi le gemel tower e quindi va bene. Vediamo, eccolo che cambia, me lo sentivo, perché non l'ho vista? Perché non l'ho vista? Ah, quanto siete noiosi, quanto siete noiosi, quanto siete noiosi. Se ti cambio, ti faccio ritrovare con un pedone isolato. E mi piace come situazione, anche se ti apro questo alfiere, che poverino, non sa dove andare. Che palle ragazzi. Mi sa che... niente, mi sa che ci dobbiamo mobilitare per andare verso un finale. Tanto questa secondo me va fatta. Sì, dai, va fatta. Questa se lui gioca F5. Ok, dai, questa va fatta, va bene. Premove sul cambio delle donne. Che double balls, come si fa a giocare così? Come si fa a giocare in modo così... Cambio di donne, basta. Sarà un cambio di donne, la partita si appiattirà totally e basta. Vediamo altre cose nel frattempo che lui pensa. Qui c'ho questo alfiere brutto, ok, qui c'è poco da pensare, alfiere bruttino. Vediamo un po' come si muoverà. E su questa... Oh, e basta! Su questa seguirà questa e lui farà
questa e non c'è niente, non c'è più niente da fare. Però, io posso andare dritto per la mia strada, no? Perché adesso lui questo cavallo dove lo mette? Lo mette qui perché lo vuole riposizionare in una di queste zone, no? Però se io metto qui, lui fa questa e su questa c'è questa. Su questa lui supponiamo che catturi di cavallo, io posso andare per raddoppiare, tac. No, non faccio in tempo, quindi devo giocare questa. Ok, penso che comunque torre qui andava fatta. Penso che andava fatta lo stesso torre qui. E la farò alla prossima. Io penso proprio che lui farà ora una cosa di questo tipo. Az! Az! Allora, io la tensione te la posso anche lasciare, a meno che tu non voglia fare questa. Ma facciamo che non ti lascio la tensione, va? Adesso c'è veramente torre, c'è anche il cavalluccio, ci sono un po' di robe interessanti nell'aire, non so quanto sono devastanti, ma ci sono. Ci sono. Allora, 5 minuti senza incremento, ricordiamocelo, questo è molto importante. Andiamo di questa torre, penso che mi darà soddisfazioni. Stavo pensando un sacrificio qui con qui, prendo 2 pedoni e una torre per 2 pezzi. Però il cavallo con la piccola differenza che il cavallo qui non può andare. Vabbè dai, nel dubbio raddoppiamo le torri, tanto è una roba che va fatta, no? È una roba che va fatta. La raddoppio qui sul bianco, no? Sul nero c'è modo per... no, sul nero, raddoppierò sul nero, basta, ho scelto. Ok, mi sta creando problemi, come diceva il mio prof di economia, mi sta creando problemi questo tizio. Scacco, cattura, tac, cattura, non è male questa come variante, tac, non è male, mi piace. Se non fosse che perdo questo pedone, tac, tac, scacco, qui, tac, lui deve catturare, devo tenere questa, F4, ma sai la faccio, basta, ho scelto che la faccio. Non è male, secondo me queste 2 torri si faranno sentire di più dei pezzi leggeri. Az! Hai capito? Adesso posso giocare anche F4 in teoria, no? Vediamo se non mi scordo qualcosa. Ok, va bene così. Va bene così. Va bene così. Guardate il muro che creano questi pezzi. Mamma mia, il suo re. Fammi raddoppiare che adesso succedono cose belle. Fammi raddoppiare. Lascia raddoppia. Ok, bisogna darsi una mossa. Questo è uno di quei casi in cui bisogna darsi una mossa. Tac, 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 tac. Sento tattica nell'aria, ma non la vedo. Questa è la parte più difficile. Ok, fa 5 minuti di vantaggio, iniziano ad essere tanti. Ma tanti. Ok, facciamo una cosa di questo tipo. Re qui e proviamo ad attaccare lungo la colonna H. Trasferiamo le torri di là e buonanotte, tanto a meno che lui non voglia cambiare tutto, potrebbe anche starci e mi sono praticamente tagliato fuori l'alfiere dall'azione. Però se il mio cavallo riuscisse ad andare qui, se il mio cavallo riuscisse ad andare lì,
secondo me male non fa, quindi potremmo progettare questa, questa e questa. Con doppio mi devi dare per forza l'alfiere, debolezza su case chiare, nere, alfiere G7, torre H8, scacco matto, mamma mia che cosa è andato a progettarsi in quella mente? Abbiamo solo 3 minuti e 20 per fare tutto ciò. Per fare tutto ciò è un problema. È un problema. Il mio avversario non sa cosa fare, è un po' stretto ovviamente di idee. Secondo me avrò fatto qualche errore, non ho sfruttato bene la posizione perché qui il bianco sta veramente bene. Però non vedo il modo come dargli la sferzata finale. 3 minuti e 20 contro 5. Sto alfiere in B7. Beh, potrà andare in B7 l'alfiere, no? Non è male. Ma l'alfiere in B7, l'alfiere in F3. In F3 è un po' troppo passiva, però. B7. Tanto che cosa fa da B7? Tiene d'occhio qui, però alla fine se toglie il cavallo, catturo, torre, mi sposto, entra qui. Alfiere F3. Comunque questa manovra qui di cavallo ci piace abbastanza. Non ci piace questo alfiere qui in H6 per niente proprio. Ok, il mio avversario non muove da un po', strano. Ecco, cambiamo Todos. Cambiamo Todos. Va bene. Google che mi sta parlando giustamente. Ok, ti lascio anche cambiare le torri, nessun problema. Andiamo in un finale. Se andiamo in un finale, ti ricordo che ho un pedone in più, quindi in teoria dovrei essere abbastanza felice. Se riesco a muovere in fretta, riesco a diminuire il divario di tempo che c'è fra noi due, che non è affatto male. Questo, ho solo bisogno di questa mossa qui adesso. Solo questa, poi giuro che sono a posto. Giuro che sono a posto. Una volta che ho un pedone qua e un alfiere in G7, ok, tac, alfiere in G7, torre. Che palle! Madonna, che palle, ragazzi! Che palle, niente, metto il cavallo qui. Mi creo un pedone passato almeno. Che palle, come si fa a giocare così? Cambiamo tutto. Cioè, stavo progettando un matto di quelli succulenti e adesso non so neanche più cosa fare. Niente, il mio re andrà qui. Ho scelto. Ho scelto la strada che farà il mio re. Dite che sono troppe mosse? Ok, questo alfiere dopo re H7, re H7 per fortuna la può fare, tra l'altro la può fare benissimo. Non l'avevo considerata. Non l'avevo considerata. Dopo questa. No buona, no buona, no buona. Re H7 mi crea danni, molti danni, moltissimi danni. Cazzarola. E se non la dovesse fare per qualche strana ragione, come lo salvo l'alfiere da qui? Come lo salvo? Non so cosa tu voglia fare, onestamente. Non ne ho la più pallida idea di cosa tu voglia fare. Intanto mi avvicino alla mia torre. Re H7 devi fare. Re H7, esatto. Cazzarola, perdo anche sto pedone. Tragica. Tragica questa mossa, ragazzi. Questa mossa è tragica. Tragica.
mossa veramente funesta, cazzata direi, oserei dire, ma per fortuna che, cazzarola, 2 minuti, c'è questa, scacco, madonna, ci abbiamo messo un po' ma alla fine l'abbiamo vista. Ok, adesso direi che possiamo papparci i pedoni. Aspetta, non è ancora il momento perché tu c'hai questa. Facciamo così, tanto abbiamo fretta. Vabbè, tanto te li pappi lo stesso. Dai, sì, abbiamo fretta sì. Ok, facciamo così. Ok, se riusciamo ad evitare che lui li pappi, male non sarebbe. Adesso dovrebbe fare manovre strane dovrebbe arrivare qui per attaccarmi questi pedoni, ma deve fare veramente manovre strane. Adesso si promuovono. Che cavolate ho fatto con quell'alfiere lì? Mi sto ancora maledicendo. Questa me l'ha regalata, ragazzi. Questa me l'ha regalata. Me l'ha regalata perché, insomma, un regalo ogni tanto ci sta. 1 minuto e 32 dovremmo riuscire a risolvere la situazione. Facciamo così. Che alla fine questa. Ma sì, facciamo così, va? E in teoria sono più veloce di lui. Adesso c'è uno scacco. Re qui. Ok. Tac, tac. No, facciamo che non te la do ancora. La torre non è ancora arrivato il momento di dartela. Arriverà il momento in cui te la darò, ma non è ancora questo. Non è ancora questo il momento. Sullo scacco ce ne andiamo qua, che ce ne possiamo andare, così evitiamo tutti gli scacchi, rotture varie. Ok, va bene. Su questa mi costringe a intervenire. Beh, adesso sì che la faccio. Adesso la faccio senza pensarci su 2 volte, ragazzi. Quando potete dare materiale. Ok, si è reso. Analizziamola perché c'è stato qualcosa. Vuoi la rivincita? Scusa amico, ma devo analizzarla per i nostri ascoltatori. Quando potete sacrificare nel finale, soprattutto se siete in vantaggio, tanto alla fine avrete un pedone che andrà a donna. Precisione o paura? 78%, mamma mia che schifo. Che cosa è successo qua? È successo che. Ok, fin qui tutto ok. Ok, alfiere H6, è arrivata la donna qua, mi diceva di catturare. Tutto sommato questa mossa non era male. Abbiamo un più 3,76 di vantaggio. Io direi che col più 3,76 onestamente io sto, no? Come quando voi giocate a 7,5, io sto. Qui diceva torre F va in D1, giustamente. Io gioco questa e perdiamo un punticino di vantaggio. Con più 3,46 voi state, io sto ancora. Alfiere lì, perdo un altro punto di vantaggio, inizio a non starci più. Alfiere E3 mi dice alfiere E3, dice di ritirare questo alfiere prima che sia troppo tardi. Con più 4,57 non lo faccio, perdo un punticino di vantaggio. Re lì. E che cosa gioco qui? Questa. Perdo 2 punti di vantaggio. Non è male, ma perdo 2 punti di vantaggio. Torna indietro col re, riacquisto un punto di vantaggio. Guardate come in questo medio gioco. Ok, sì, sono sempre stato in vantaggio, ma si è andati su e giù, fantastico. F4, perché ho giocato F4? Perché volevo sostenere, giustamente, cavolo F3 la ritenevo passiva. Dai, F4 non è male al 100%. B5 più 6 e qui c'avevo tattica. Cacchiarola, come ho fatto a non vederla? Come ho fatto a non vederla? Ditemi voi come ho fatto a non vederla. Perché?
Ah, è qui che avevo detto, è qui che avevo detto, dopo mi riguardo il video, qui che ho detto, qui c'è della tattica, qui c'è della era qui che l'ho detto. Mi sembra che era qui che l'ho detto, come ho fatto a non vederla? Bisogna essere abbastanza stolti. Che bella che era, cioè non solo mi prendevo due pezzi leggeri, ma c'era anche l'infilata sulle torri. Che spettacolo che era questa mossa. Ma che cosa fa Christian? Giustamente, che cosa fa? Gioca questa, guarda che bravo che sei. E su cavallo B8 giustamente lui l'ha vista. Cosa gioco io? G3, a caso. Va bene, si cambia tutto, cavallo qui, tac. Siamo a un più 4,61, errore madornale. Questa è la mossa dell'errore madornale. Dovevo giocare torre per, alfiere per e re F2. Ecco l'idea di andare, con l'idea di niente, giocare il finale con un pedone in più. Sul re H7 mi diceva alfiere G5. Ok, va bene, ma la partita non è andata così, la partita è andata in modo così spiacevole. Re 2, qui mi diceva re 2, cioè piuttosto che giocare questa, re 2. Re 2 giustamente, giocando sempre sullo scacco di scoperta. Giustamente, ma io che cosa gioco? Questa, che è peggio ancora, peggio, peggio, e niente, qui c'è cavallo E8 è migliore? Certo che è migliore, perché non perdo neanche il cavallo. Cioè lo perdo però dopo, no? Perché se faccio cavallo E8, re qui, torre di 7, no, lo perdo lo stesso, però gli piace più il cavallo lì. Ok, va bene, a questo punto va bene. G6 mi diceva. G6? Va bene. Ok, ok. Ok, re G1. Questo è un piccolo trucco, ragazzi. Se mettete il re in diagonale rispetto al cavallo con una casella di mezzo, il cavallo non può darvi scacco. Quindi se siete soprattutto nei finali dovete muovere veloci. Re F1 E5, spingo. Ok, sacrificio di torre e ci siamo. Mamma mia, non sono per niente felice. Questa è stata una partita non istruttiva per nulla, cioè della serie non fatelo a casa, un sacco di blanderate, di mosse, e poi la peggiore in assoluto è stata questa, cavallo di 6. Cavallo di 6, dove il mio alfiere ha perso praticamente la vita per poco. Va bene, va bene, va bene, gli scacchi sono belli anche perché sono imprevedibili. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!